sarebbe ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura cerimonia solenne in Piazza Università a Catania per il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Il prefetto Pietro Signoriello ha ricordato il valore della memoria come arma contro la guerra, invitando a non abituarsi alla violenza e a coltivare il dialogo e la pace. Rinviati a giudizio 4 medici del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per la morte di Mirko Mattina, 26 anni, deceduto nel dicembre 2021 a causa di una pancreatite acuta. Secondo l'accusa, l'approccio terapeutico sarebbe stato tardivo e inadeguato. 15 cani trovati malnutriti e in pessime condizioni igienico-sanitarie all'interno di un'abitazione a Francofonte, nel Siracusano. Denunciata una 68enne, i carabinieri insieme alla polizia locale e ai veterinari dell'ASP hanno sequestrato gli animali poi affidati al comune per le cure e la ricollocazione. La Sicilia è prima in Italia per la raccolta del sangue cordonale e la produzione di emocomponenti utilizzati in campo medico, un risultato che rende orgogliosa la sanità regionale, capace di offrire nuove possibilità di cura e speranza a molti pazienti. È in chiusura il meteo, tempo stabile e soleggiato domani su tutta l'isola. Dopo giornate di piogge e nubi torna il sereno, temperature in lieve calo. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.